Salve, siamo a Venezia, al Bistrot de Venise. Oggi presentiamo un altro grande classico della cucina del nord-est, l'anatra in salsa peperata. Questa antichissima salsa, diffusa nel nord-est Italia, trova interpretazioni diverse a seconda delle località in cui si esprime, ma con un profilo che le accomuna, l'anatra ovviamente. La salsa con fegatelli, interiore di volatile, salsiccia, pane raffermo, riduzioni di vino rosso più o meno speppate e speziate, eccetera, eccetera. Fra i primi a citare una salsa peperata de Salvaticina è maestro Martino da Como, cuoco personale del patriarca di Aquileia, nel suo libro De Arte Cucinaria del 1450, pubblicato post mortem a Venezia nel 1516. Qui al Bistrot de Venise, oramai da più di 10 anni, reinterpretiamo con grande successo ed apprezzamento da parte dei nostri clienti una versione moderna ma legata alla tradizione, aggiungendo alla pietanza principale uno sformato di mela, cipolla in agrodolce che si rifà ad una ricetta di Bartolomeo Scappi, insigne cuoco papale che dal 1530 al 1536 si presume abbia lavorato in laguna al servizio della nobiltà veneziana. Nel suo opera Arte del cucinare, testo monumentale della cucina rinascimentale italiana, capitolo 266, cita un sapore di mele, api e cipolle che viene appunto rivisitata dai nostri chef e completa degnamente in agrodolce gli spunti amaricanti della salsa a base di fegatelli.